Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso. E qui è arrivata la partita delle partite, la 20ª giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal. Ma adesso bisogna lasciare fuori tutto questo perché inizia il match, inizia Palermo Futsal Club contro Pioppo. Arrivano i cori rosanero, Chinnici sulla velocità, su Prestigio Giacomo è molto veloce, Chinnici avanza, Chinnici calcio! Lorenzo! Chinnici! Con il sinistro! Batte Tony Costanzo! Ed esulta con i propri sostenitori e fa il gol dell'1-0, Lorenzo Chinnici, numero 10! Di cui uno veramente molto bello, dichiara, ruba il pallone, poi Pisani con la sola, Pisani! Costanzo non va giù, Marino lanza, calcio da fuori e Raccampo inizia la sfida personale tra i due. Ancora lanza Raccampo, mette nuovamente in calcio d'angolo, adesso lanza al piede molto caldo, ma sappiamo che è un piede eccezionale quello di Roberto Lanza, ex Canicattì. Prestigiamo, scambia con Prestigiamo con la punta al muro da parte di Lopez, sentito per Chinnici, Franco, poi Prestigiacomo, molto bravo qui, e Costanzo evita il calcio d'angolo. Poi Lanza, è molto veloce, Lanza! E poi corre a campo! E fa 1-1! Con lo spazio, va sul sinistro! Costanzo mette la gamba, centrale, grande la palla, Gaggi, si gira, calcia! Anche lui fuori, ma sta giocando benissimo il capitano del Pioppo. C'è anche Gennaro, va Lanza, Raccampo, poi Prestigiacomo e Lanza ancora, dichiara, roba il pallone molto rapido, c'è Freni in mezzo, dichiara, mette dentro, fermato da Prestigiacomo, poi Lanza cerca forse un fallo ma non c'è nulla. Prestigiacomo, pressione di Gennaro, Alongi, Chinnici anticipa nettamente tu di Prestigiacomo, si conclude con un piccolo dribbling. Chinnici cerca uno spiraglio che però non c'è, lo trova adesso per Gennaro, Costanzo, scivolata molto bravo, poi Prestigiacomo avanza, c'è la sua pressione di Lanza, lo aspetta, Lanza, Raccampo entrato in campo nel frattempo nuovamente Voltaggio, mette sul secondo palo e Franco se n'è divorato che ha graziato la sua ex squadra. Prestigiacomo, pressione di Franco, va giù, si continua, Pisani è un contropiede, un 2 contro 1, Pisani allarga, Franco! 1-0 Franco! Colpisce ancora la propria ex squadra ed esulta col pubblico! Franco! Ma ancora una volta palla geniale di Antonio Pisani che come sempre è un assist-man incallito. 2-1. Stanzio fa lungo per Prestigiacomo con la meglio su Chinnici, Prestigiacomo al palo, poi Voltaggio e se l'è divorato Umberto Voltaggio su Gianne, apparecchia per Chinnici, Lorenzo, LDS, Chinnici vuole saltare con i compagni, l'ha fatto bellissimo, ma che palla, che cioccolatino di Sujon. Vicino alla sua gara, Gennaro fa lotta come tutti quanti, Gennaro, che palla, Franco! E se l'è divorato Franco, ma che palla di Gennaro! Il gol quest'oggi, poi Chinnici l'anticipo, poi Gennaro non lo riserva e sceglie adesso il sinistro, Gennaro! Gennaro! Cosa ha combinato Gennaro? L'esultanza con i compagni, poi sinistro con la punta, batte Tony Costanzo, non fa nulla! 4-1, fa vedere il numero e prima il cuore verso Piazza da Giorgia che come sempre è il suo primo pensiero. Lorenzo Chinnici, ma forse Pisani fa verso la porta, calcio! Antonio Pedrin, Pisani come John Bellingham, rompe la porta, la mette sotto l'incrocio, Costanzo allarga il braccio, non può nulla, veramente non può nulla, Pisani dove l'ha messa? Perché Fiorentino lo conosciamo tutti, è un grandissimo giocatore, ma nel frattempo del calcio fa subito il gol ed è 5-2, che palla di questo gioco! Franco e di Gennaro, palla ancora messa in Voltaggio! Raccampo! Cosa ha preso a destino Raccampo? E qui
festeggia con i compagni, quasi come un gol. E qua veramente possiamo dirlo, lo ha fatto, perché Voltaggio aveva fatto una giocata impressionante. La nostra immagine raccampo ancora 2 volte. Che portiere questo del campo. C'è Roberto Lanza, grande partita anche oggi. Lanza! Palo! E raccampo blocca! E questo è un po' l'emblema, la fotografia della partita. Fischietto in bocca, forse l'ultima azione. Presti, Giacomo entra dentro e poi va bene così! Abbiamo una nuova capolista nel girone A di Serie C, vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 5-2 ed esulta giustamente con il proprio pubblico.